spettacolare. Oggi il ristorante d'Andrea al Cavallera. Cavallera è questo edificio, è un teatro in realtà, che ospita ovviamente anche evidentemente uffici, ma è lo storico teatro di Carloforte. Si mangia anche in questa bellissima veranda, quindi oggi mi aspettano, speriamo perlomeno. Vediamo un po', siamo sempre di fronte al mare qui a Carloforte. Bel tavolino del muro in pietra, ovviamente, che è quello del teatro. Voilà, ovviamente andiamo al mare, quindi la vista è bella. Oggi si torna sui grandi classici, quindi Fontana Liras Oro 2020, un ghiaccio, iceberg. Buon appetito! Il sacchino, le fatigante, c'è il tonno, il Carloforte, cipolle, c'è quello specie di pomodori, e quello specie di cetriolo, tipico carlofortino, non ricordo mai il nome, comunque va bene, eccolo qua. Signori, un buon appetito. E questi sono i tre tonni crudi. In pratica abbiamo il carpaccio, poi viene servito insieme all'olio, il carpaccio di tonno, una bella tartarina di filetto di tonno rosso e poi il tataki, che sarà la prima cosa che sicuramente mangerò. Vedete, in crosta di semi di sesamo, non male. E qui si comincia, ragazzi. Buon appetito. Lo fa. Non male, molto sugoso. Wow. Questo è un fuori menù praticamente. Ho beccato il giro fortunato e mi ha portato questa bellissima reale di tonno, che è una parte del tonno particolarmente nascosta sotto la ventresca, la parte fuori del cuore del tonno, ragazzi. Quindi adesso interrompo tutto, mi concentro su questo. Signori, voilà, buon appetito. Guardate un po', c'è un profumo che non avete idea. Questo è il cuore del tonno, è difficile trovare queste cose, non è facile, direi non male. Accidenti, buon appetito. All'imbrunire è anche molto più romantica Carloforte, dovrei organizzarmi. Spettacolare. Qui che devo dirvi, ragazzi, io continuo così, faccio finta di niente, vado avanti. Però questo è un bello spaghetto, ovviamente di Gragnano, ovviamente fatto in casa, cioè non male. Una bella carbonara di mare, manca d'uovo, ma c'è tutto. Un ragù di mare è importante, c'è lo scampo al gambero, ci sono le seppiette, insomma c'è tutto. Non ho più voglia, quindi devo cercare di barcamenarmi in questa situazione, perché il profumo, io lo conosco questo piatto perché l'ho già mangiato, effettivamente merita molto e quindi me lo faccio alla grande. Voilà, signori, buon appetito. Direi non male, buona serata, ciao. Vabbè, chiudo anche se non dovrei, con un po' di Malvasia di Bosa. Il colore, cioè, direi, no? Ciao, buona serata, ragazzi.